E siamo in chiusura di trasmissione. Spazio all'economia, sono successe tante cose nell'ultimo periodo. L'ultimo rapporto, quello di Banca Italia, necessita assolutamente di un'analisi del segretario della CNA. Il rapporto fotografa l'andamento dell'economia regionale nell'anno 2025, lo scorso anno, e ci dice che l'economia regionale ha subito una fase di rallentamento rispetto al 2024, ma nel 2025 ancora ha conservato una condizione di crescita, siamo allo più 0,7%, una crescita che è dovuta a un contributo differenziato offerto dai diversi comparti economici. Sono andati bene e quindi hanno dato un contributo significativo al settore delle costruzioni, del turismo e in parte dei servizi, meno bene la manifattura, l'industria e ovviamente quella parte di tessuto produttivo che è più vocata all'export, che ha subito i contraccolpi di questi ultimi anni, a partire dai dazi, dalle guerre commerciali e dal conflitto in Medio Oriente, col rincari dell'energia e del gasolio che hanno ovviamente quasi messo fuori gioco, limitato la competitività delle nostre produzioni. Nel riassunto di quello che è stato il vostro intervento in Consiglio regionale si parlava dei 271 milioni di euro che devono essere investiti dalla Regione entro il 2026, quindi nei prossimi 6 mesi. Voi rilevate, al di là del fatto che nel rapporto Krenos c'è il riassunto di quello che avevate detto in Consiglio, in Assemblea Consigliare, noi ci ritroviamo al quart'ultimo posto in Italia per produttività del lavoro, con appena 33 euro di valore aggiunto, mentre il dato nazionale è di 40 euro. Sì, questo è uno degli elementi di criticità storica e sulle quali da un punto di vista della prospettiva si dovrebbe esercitare non solo il decisore istituzionale, ma quanti ovviamente hanno responsabilità e concorrono alla definizione delle scelte politiche a livello regionale. Nella nostra audizione, come dire, abbiamo messo l'accento sul dato, come dire, di fondo. Ancora una volta la manovra economica regionale si muove in un territorio conosciuto, siamo a una fase di utilizzo e di investimento delle risorse pubbliche che cammina su un binario noto, una eccessiva frammentazione, polverizzazione della spesa, centinaia di micro interventi in tutti i settori, ma non emerge un disegno, come dire, organico, tantomeno una strategia di sviluppo, e non si vedono delle scelte, come dire, delle priorità che sono individuate, che possono avere un qualche dato di positività da un punto di vista della prospettiva. E quindi si finanziano interventi in molti settori che possono soddisfare, come dire, esigenze di tipo settoriale, ma non possono avere l'ambizione di poter ovviamente imprimere una traiettoria nuova nello sviluppo dell'economia sarda. E quindi andiamo anche a indicare quali sono, a nostro avviso, lo stiamo facendo da tempo, i settori nei quali bisognerebbe intervenire. Serve una politica industriale di medio e lungo periodo, occorrono dotazioni di bilancio più concentrate nei settori che riguardano l'innovazione, la produttività, la competitività delle imprese. Occorre costruire un programma serio di investimento nei lunghi periodi sulle filiere, sui distretti, e quindi concentrarci sull'internazionalizzazione delle imprese, sul sostegno, anche costruendo degli interventi pluriennali che ovviamente non devono avere lo spazio temporaneo di un solo anno, ma che consentono al sistema economico ovviamente di poter programmare, e manca una regia pubblica intorno a tutto questo. Ovviamente questo non è solo un problema della parte politica, è qualcosa che chiama in campo anche la responsabilità dei sistemi sociali. E quindi il tema di fondo per la Sardegna è proprio questo: serve una radicale discontinuità
continuità nelle politiche di sviluppo, perché siamo sempre all'interno di un alternarsi di maggioranze in un senso o nell'altro, ma che si muovono in un terreno conosciuto. Se continuiamo a fare come abbiamo fatto fino adesso, non possiamo aspettarci ovviamente esiti diversi, e la nostra economia viaggia sempre con una modalità che tendenzialmente cresce nei periodi di espansione economica, ma poi ovviamente come un fiume carsico va sotto nei periodi di criticità. E intanto però la distanza, come dice il rapporto di Banca d'Italia, che destina una parte finale dell'analisi a tutta una serie di indicatori che gli economisti dicono quelli necessari a individuare la caratura del benessere equo e sostenibile, e sulla base di questi indicatori la distanza tra l'economia regionale e quella delle regioni, diciamo, più evolute non solo non si accorcia, ma tende ad allungarsi. Esauriti i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è affacciato la scorsa settimana un intervento del ministro Salvini che riguarda il piano casa. Un piano casa che assolutamente non piace agli assessori competenti per quel che riguarda la regione Sardegna, Spanetta e più. Allora, qui siamo di fronte a una questione sulla quale la Regione fa bene, a prescindere da chi temporaneamente la guida, a opporsi a dei disegni di tipo quasi, come dire, centralistico, perché se quel disegno di legge nazionale andasse in porto, saremmo di fronte a una normativa che di fatto andrebbe in parte a violare e a non consentire le cose che la Sardegna in materia urbanistica ha sempre potuto svolgere. Quindi sono in contrasto col nostro statuto, e bene farà la Regione ovviamente a opporsi, a sollecitare un intervento della Corte Costituzionale perché vengano ripristinati gli spazi di autonomia e venga consentito alla Regione in materia urbanistica di poter operare le scelte che il nostro statuto ovviamente nel quadro che fino ad oggi abbiamo avuto vigente. Quindi da questo punto di vista gli assessori che si muovono in questa direzione hanno il nostro sostegno. E a proposito di Corte Costituzionale, è intervenuta sempre la scorsa settimana per dare un 90% di ragione alla Regione Sardegna nel confronto con lo Stato per quel che riguarda un piano green che a un certo punto ci vede ultimi in classifica a livello nazionale. Beh sì, anche qui siamo di fronte inevitabilmente a un contenzioso da un punto di vista legislativo sulle norme, e la Corte Costituzionale, come sempre fa con equilibrio, ovviamente dirime quelli che sono i conflitti tra le regioni e lo Stato, e accade anche che ovviamente dia ragione alla Regione Sardegna, come ovviamente in questi casi, e la cosa non può che farci piacere perché tutti abbiamo interesse a preservare un quadro legislativo che consenta alla Regione e a tutti noi di poter, nel quadro ovviamente dello Statuto e anche avendo il rispetto delle norme nazionali, ma di poter ovviamente disciplinare quelle norme di dettaglio nella costruzione delle politiche e degli strumenti che poi hanno un impatto sul nostro territorio. Segretario Porco, infatti però ci dicono che un tempo, quando era Premier Draghi, la Sardegna doveva essere il laboratorio del cambiamento, e poi invece ci siamo ritrovati Cenerentola a livello Italia. E siamo stati vittime nel corso di questi anni di una sorta di populismo nel voler rifiutare un necessario una politica che consenta gli investimenti anche nei settori soprattutto delle rinnovabili, preservando e tutelando l'ambiente, ma consentendo ovviamente a tutto il sistema delle rinnovabili di poter raggiungere quegli obiettivi che ovviamente ci siamo dati, che sono molto importanti, perché noi ci dimentichiamo che abbiamo a livello nazionale e ancor più a livello sardo una bolletta che è il doppio di quanto avviene, ed è uno elemento che limita davvero la nostra competitività.
Questi obiettivi devono essere raggiunti, serve uno sforzo, come dire, di responsabilità e poi al governo programmare una politica energetica che consenta da un lato ovviamente di avere in prospettiva anche una sorta di autonomia. Si sta parlando di nucleare, bisognerà combinarlo con uno sforzo degli investimenti, avere un mix che da un punto di vista dell'energia consenta anche all'Italia di allinearsi ad esempio ai nostri competitor più virtuosi da questo punto di vista, Francia e Spagna, e questo vorrebbe dire molto per consentire alle nostre produzioni di poter competere ad armi pari. Effettivamente siamo in una condizione di oggettiva difficoltà e non riusciamo purtroppo, al di là dell'alternarsi delle coalizioni, nel delineare politiche di sviluppo che sottraggano appunto la nostra regione dall'andamento di quello che è un po' la ciclicità degli andamenti economici, e quindi servirebbero, come dire, riforme anche a livello regionale in grado ovviamente di riposizionare su un sentiero di sviluppo il nostro sistema economico, e bisognerebbe ovviamente intervenire, migliorare la qualità istituzionale, fare quelle riforme di sistema che vengono annunciate a inizio legislatura ma che ovviamente nessuno ha la forza di poter compiere, la riforma della regione, degli apparati amministrativi, di tutto il sistema delle partecipate regionali. Questo è molto più importante per la Sardegna, per una regione come la Sardegna che ha una spesa pubblica tra le più alte d'Italia. Quindi la qualità istituzionale, la capacità di non frammentare la spesa ma di allocarla nei settori vincenti. Ecco, il grande problema di prospettiva, lo ricordiamo e lo ricordano i vari rapporti negli anni, noi abbiamo tutta la nostra economia che nei momenti di crescita i settori che vanno meglio sono sempre quelli: turismo, costruzioni, filiera del turismo, delle costruzioni, la ristorazione. Ma ai noi sono anche i settori a basso valore aggiunto, e manca una gamba che è quella, come dire, della manifattura. Serve uno sforzo di modernizzazione, far crescere quel sistema di imprese che ovviamente è in grado anche di migliorare la composizione del nostro mercato del lavoro, perché, come rileviamo tutti da tempo, anche nelle fasi di crescita, e negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un andamento che tra i più positivi da un punto di vista occupazionale. Abbiamo il dato più alto degli ultimi 50 anni, ma la composizione della nostra occupazione è tutta concentrata in settori a basso valore aggiunto. La Sardegna ha la percentuale più alta tra tutte le regioni in Italia dove si concentra il numero più alto di ore lavorate in settori a basso valore aggiunto. Da qui una produttività che nell'ultimo biennio è diminuita di 1.000 euro per addetto. Allora, o si prova un po' a invertire col tempo e con politiche di programmazione di medio e lungo periodo, ma con coerenza, concentrando le risorse, non frammentando la spesa su questi ambiti, che evidentemente è anche un po' doloroso per quanti ricevono ovviamente queste risorse, ma che nel tempo si sono dimostrate non utili a farci fare quel salto di qualità. E quindi servirebbe uno sforzo corale dei decisori politici in maniera bipartisan, maggioranza e opposizione, e degli stakeholders e anche delle forze sociali nel voler imprimere una svolta e una radicale discontinuità nel modo di operare. Diversamente gli saranno quelli che commentiamo da decenni.